Intanto partiamo dal fare complimenti al Sambiase, che è una squadra di grande caratura con dei giocatori offensivi importanti di primo livello. Poi chiaramente prepariamo un po' tutte le partite per vincerle, poi ci sono gli avversari e ci sono gli episodi come quello di oggi. Probabilmente avremmo pareggiato lo stesso, però chiaramente subire un pareggio sul rigore è una situazione un po' dubbia in area di rigore, che tra l'altro ho rivisto con la nostra telecamera tattica, dico, è fastidioso però, e ci prendiamo il punto. Per noi è un punto di partenza. È una squadra che ha tenuto bene, a mio avviso, il campo nel primo tempo, abbiamo creato delle situazioni rischiando pure di prendere gol, però chiaramente è una partita di inizio stagione, una partita aperta con squadre che spesso si sono pure allungate. Ho dei giocatori forti ed è chiaro che partita dopo partita decido in funzione alla loro condizione, in funzione agli avversari. Quelli che hanno giocato inizialmente oggi hanno fatto bene, quelli che sono subentrati altrettanto, e quindi come ho detto poco fa, per noi è un punto di partenza, partiamo da qui e cominciamo a preparare già la partita di dopo. Credo che in area di rigore di queste situazioni ne succedono tante. Due giocatori che cercavano di prendere posizione si sono sgomitati l'uno con l'altro, e quindi probabilmente l'assistente ha visto solo diciamo, la gomitata del mio giocatore. È chiaro che dopo un'espulsione il piano gara salta, e quindi abbiamo dovuto togliere un giocatore offensivo per mettere un difensore, abbiamo dovuto risistemare la linea difensiva. È chiaro, ti ripeto, ho iniziato l'intervista facendo complimenti a Sambiase, che nel loro reparto offensivo credo abbiano dei giocatori di alto livello, quindi rifaccio complimenti al Sambiase. Sono convinto che portiamo via un punto a casa importante. Onestamente l'inizio della gara è cambiato dopo l'espulsione e ci siamo abbassati, anche perché il Sambiase giocava a inserire un attaccante, giocava con i 4 giocatori, un 4-2-4 molto offensivo, con inserimento anche da dietro, quindi lì cominciato a fare fatica ad assorbire questi movimenti. Poi abbiamo cercato di dare un po' di freschezza con i subentri e sono contento. Dopo la Coppa Italia, la sfida tra Paternò e Locri regala fibrillazioni anche in campionato. In Calabria furono i rigori a promuovere il rosso-azzurro e Tenei alla quarta giornata di fine settembre, e il minuto 92 a far gioire squadra, pubblico, classifica e soprattutto Mattia Retucci, l'attaccante in cerca del primo gol con la nuova maglia, e che, tradito come altri compagni di squadra dal digiuno sottoporta di un match letteralmente dominato, diventa cecchino infallibile sui titoli di coda. Il Paternò batte il Locri e si esalta nella domenica che lo consacra al sesto risultato utile di fila, 4+2 Coppa compresa, e alza la Sicella in classifica. Dopo Pompei, alla prima, conquista la seconda vittoria nel girone I di quarta serie che, accompagnata a 2 pari in questo campionato di Serie D, sta iniziando a dirci qualcosa di tangibile per la matricola e in generale per il delineamento della graduatoria. Da stasera il Paternò è quarto con 8 punti. Obbligo di verità, domenica a Scafati sarà big match in casa dell'inarrestabile capolista che di punti ne ha 12. Intanto, come dichiarato a fine gara dal tecnico rossazzurro Gaetano Catalano, per ora è tempo di godersi la vittoria, da martedì si penserà alla scafatese. E allora, per capire come è maturata la cristallina affermazione del Paternò, bisogna partire dal minuto 15, quando il Locri con 3 passaggi buca la porta di casa con un ex Saverino pronto a fare irruzione dalle retrovie su assist di Ficara lanciato dalle Vegue. Il gol sveglia il Paternò, ma basta poco per rischiare di mandare tutto all'aria già a metà primo tempo. Viglianisi temporeggia e lascia campo a Reisi. L'involata viene arrestata da Mileto, che salva i suoi. La scossa a questo punto diventa definitiva e l'assedio è pronto al decollo. Carmelo Greco per Puglisi, il Locri si salva quasi sulla linea. Al 24esimo, calcio d'angolo, e arriva lui, l'uomo provvidenza, quello di San Cataldo e Pompei, Angelo Guida. Il tuffo è decisivo per l'1 pari e la partita si infiamma definitivamente. Il Paternò la sblocca e ci crede. Donini all'incrocio intercetta Viglianisi e a terra spegne l'incursione inarrestabile di Asero. C'è una sola squadra in campo, gli ospiti arretrano, e a una manciata di minuti dall'inizio del secondo tempo entra subito in partita Papito, subentrato da poco a Viglianisi.
sponda di petto di Guida e tentato diagonale che finisce sul corpo di Donini. Non sarà l'unica parata di questa ripresa da parte del portiere dell'Ocri. Nella cronaca di una partita sempre più giocata in una sola metà campo si dà spazio anche a quella su Retucci, servito da preciso cross di Asero. Dall'altro lato un brivido legittimo rischia di far saltare l'affare, 3 punti anche stavolta. Su un batti e ribatti Aprile si divora l'1-2. Il Paternò ringrazia e ricomincia tenendo sempre la partita in mano e lo fa con gli stessi protagonisti di cui sopra. Spalle alla porta per Retucci le cose si complicano e poco più in là, sugli sviluppi di un cross da destra di Sinatra, alla fine Puglisi fa un tentativo da lontano. Nulla da fare. Ma è la mega chance di Retucci, che si prenderà 10 minuti dopo la rivincita, a far disperare l'intero Falcone Borsellino. Palla rubata come un'avvoltoia da Quino, fuga verso Donini e stregata alla palla che finisce incredibilmente fuori. Al 90+2 il premio agli sforzi. Entrano in gioco un po' tutti. Soprattutto Marino, Papito, Guida, Sinatra, Porcaro e chi più ne ha più ne metta, perché la pressione nel giro di 20 metri da parte del Paternò è asfissiante. La resistenza dell'Ocri è fiaccata dalla precisione che fa dimenticare la fretta di prima da parte di Retucci. 2-1 ed entusiasmo alle stelle per una vittoria voluta e cercata per oltre un'ora. Ma siccome Paternò-Locri è storia che non finisce di stupire, l'ultima parola è calabrese. Aprile, di testa, spalle alla porta su punizione di La Rosa, va vicino al 2-2. È l'ultima istantanea di una partita in cui il Paternò si porta a casa la prima vittoria tra le mura amiche del campionato, la quarta dell'anno, la seconda in termini di punti, e da stasera si prende la prestigiosa scena del quarto posto insieme alle grandi. Dopo il 3-0 rifilato al Ragusa, il Siracusa realizza lo stesso risultato anche contro il Sant'Agata dell'ex tecnico aretuseo Ezio Raciti. Azzurri oggi in maglia verde per doveri d'ospitalità. 4-2-3-1 il modulo di mister Marco Turati, che conferma Iovino fra i pali, Baldan e Sus centrali, i 2 giovani esterni difensivi Barbana e Pistolesi, a centrocampo Acquadro e Palermo, con Candiano sotto punta Maggio e con ai lati Alma e Convitto. Al 18esimo Alma di testa, ma vola il giovane portiere Chokanam in calcio d'angolo. Un minuto dopo il Siracusa sblocca il match. In gran parte di merito spetta a Maggio, che controlla il pallone e lo appoggia poi a Convitto, che di destro a giro lo mette all'incrocio dei pali, dove il giovane portiere santagatese non può arrivare. Al 25esimo raddoppio azzurro, stavolta è Candiano a servire un bel pallone per Acquadro, che calcia direttamente in porta e realizza il 2-0. Al 34esimo sinistro a giro di Alma mette in angolo il portiere Chokanam. Lo stesso Alma al 41esimo, un perfetto cross per la testa di Maggio, che si sgancia dai difensori avversari e di testa mette il pallone nell'angolino lontano. Partita già chiusa nella prima frazione. Nella ripresa al 19esimo entrano Longo e Di Grazia per Convitto e Alma. Per il Sant'Agata entra Niang e subito si rende pericoloso al 20esimo, provandoci da lontano, ma Iovino para facilmente. Al 22esimo minuto Maggio, la sponda è per Longo, il tiro finisce però alto. Al 31esimo Iovino salva per ben 2 volte la sua porta. Nella seconda circostanza addirittura toglie il pallone dalla linea di porta grazie a un bell'intervento sul colpo di testa di Brugaletta. Al 41esimo Siracusa vicino al quarto gol con il palo di Candiano su calcio di punizione. È l'ultima azione della partita. Il match si chiude così, con gli applausi del pubblico aretuseo e con il Siracusa che resta al secondo posto assieme alla Regina, alle spalle della capolista scafatese, capace di espugnare anche il Gaeta di Enna per 2-1. Abbiamo fatto un primo tempo dominante dove sceglievamo noi, e io è quello che insomma chiedo settimanalmente alla mia squadra. Chiaramente nel secondo tempo penso che dobbiamo fare meglio, perché con i
5 cambi, noi abbiamo calciatori veramente importanti che entrano e quindi voglio che insomma facciano di più, che tutta la squadra faccia di più e poi chiaramente sì, dobbiamo rischiare poco. Oggi penso che in un paio di situazioni, su una punizione laterale, su un calcio d'angolo potevamo fare meglio, però chiaramente nell'arco dei 95 minuti non concedere nulla ad una squadra che fino ad oggi aveva sempre segnato, penso che diventi molto complicato, però chiaramente vogliamo fare sempre meglio e sono sicuro che per la mentalità che la mia squadra ha miglioreremo anche sotto questo punto di vista. Vogliamo vedere un Siracusa convincente sempre, lo voglio io, lo vuole il mio staff, lo vuole tutta la squadra. Io vedo che settimanalmente si allenano in maniera splendida, quindi so che hanno nelle corde certi tipi di prestazioni. Chiaramente dobbiamo essere continui nell'arco dei 95 minuti, questo perché dobbiamo acquisire quella consapevolezza che anche quando gli avversari alzano le pressioni e vengono uomo contro uomo, noi abbiamo qualità, abbiamo giocate, sappiamo come dobbiamo venire fuori e quindi non dobbiamo avere paura di mettere in mostra le nostre qualità. Intanto questo risultato sicuramente non ci deve fare pensare che abbiamo risolto i problemi, così come hai detto tu, perché sicuramente noi i problemi non li abbiamo risolti, perché in una settimana sicuramente Pino Rigoli non ha la bacchetta magica, però ti posso dire che ho trovato un gruppo di ragazzi disponibili e su questo devo dire che sono dei ragazzi, dei grandi professionisti e quindi c'è la possibilità di lavorare grazie alla loro disponibilità. Naturalmente se andava tutto bene, io oggi non ero qua perché penso che c'era chi mi ha preceduto che continuava il suo lavoro. Sicuramente c'è tanto da fare, sono d'accordo, non sono soddisfatto naturalmente della prestazione, quindi sicuramente sotto l'aspetto della prestazione ci dobbiamo lavorare. E quindi, però il risultato sicuramente era fondamentale, ci dà una mano d'aiuto nel proseguo della settimana di lavoro, era fondamentale perché secondo me noi abbiamo una squadra molto tecnica, mi riferisco ai centrocampisti, mi riferisco agli attaccanti esterni, anche perché oggi mancava Tuccio, che lo conosco, è un giocatore secondo me di grande qualità e non possiamo sbagliare tutti quei passaggi che abbiamo sbagliato. Quindi secondo me è da attribuire pure al fatto della tensione, al fatto che sì, io ho cercato in settimana di tranquillizzarli, di farli stare quanto più sereni possibile, facendo capire che era fondamentale, però penso che gente come Lo Faso, gente come Paolo Grillo, gente come lo stesso Palazzolo, Garufo, che oggi secondo me ha fatto una grande partita, come del resto tutti gli altri, come sotto l'aspetto dell'impegno, certe cose non li possono sbagliare perché hanno una qualità. Io li ho visti allenare questa settimana e ti posso dire che sotto questo aspetto sono molto soddisfatto. Sicuramente poi parleremo col direttore, con la società e io naturalmente darò le mie sensazioni, le mie prime impressioni perché è giusto che ci confrontiamo e vediamo il da farsi sicuramente per il bene dell'Agragas, quindi non è un bene mio o un bene personale di qualcuno, ma sicuramente dobbiamo fare tutti il bene dell'Agragas e quando dico tutti, siccome ogni tanto sento magari qualche polemica, qualche situazione, dico alla fine noi rappresentiamo una città, oggi qua ci sono io, domani ci può essere un altro, quindi deve essere questo l'incipit, perché se ci sono qualcuno che tira da un'altra parte per partito preso, secondo me non andiamo da nessuna parte. Dico, oggi abbiamo vinto, ci hanno applaudito, non abbiamo risolto i problemi, non è semplice l'obiettivo che noi dobbiamo raggiungere, questo mettiamocelo tutti in testa, non voglio mettere le mani avanti, però voglio dire, c'è di bisogno di tutti. Sì, era una partita, diciamo, rischiosa per noi. Perché dopo 3 sconfitte e stare a 0 punti era subentrata anche un po' di paura nei nostri calciatori e si è visto anche quando siamo rimasti
in superiorità numerica. A tratti abbiamo fatto un buon giro palla, a tratti buttavamo palla senza motivo, e questo è solamente il risultato della tensione che si era creata dopo queste 3 sconfitte. Devo fare i complimenti alla San Cataldese, una squadra costruita bene, che gioca bene, lo sapevamo. Però penso che nel primo tempo noi abbiamo creato qualche occasione in più, abbiamo fatto gol. L'importante era, come si suol dire, fermare questa emorragia, che siamo riusciti a fermarla. Però ripeto, c'era tensione perché questi ragazzi sapevano l'importanza di questa partita, diciamo si era messa bene, l'avevamo sbloccata, abbiamo avuto pure una grande palla per fare il 2-0, però ripeto, poi la San Cataldese è una squadra che corre tanto, non la butta mai, giocano a calcio ed è subentrata questa, diciamo, braccino corto. Diamo il tempo al mister di prendere atto e consistenza di quello che ha nelle mani. Diciamo che è un gruppo già formattato, coeso. Naturalmente adesso i dettami sono diversi perché avete visto che i moduli sono diversi, quindi l'occupazione di Pino, del mister Rigoli, scusatemi, sarà quella di estrapolare il meglio di questa squadra e portare i risultati che merita la città di Agrigento. Oggi facendo una partita veramente scorbutica con una squadra che devo fare i complimenti alla San Cataldese, è stata una grande hot fire. Siamo riusciti a vincere ed era l'obiettivo che ci eravamo prefissi, perché credetemi, dopo che lavoriamo da 3 mesi, qua c'è Davide che lo può capire, è brutto avere 0 punti in classifica. Oggi finalmente quella casetta è stata azzerata e siamo contenti perché abbiamo messo Fiano in cascina. Se tra le mura amiche Ligia Virtus non è ancora riuscita a centrare 3 punti, discorso inverso lontano dal Contres Barone per i giallorossi. I barcellonesi infatti, con una prova di grande carattere, spugnano lo stadio Aci e Galatea, fanno loro l'atteso derby contro la Cireale e centrano così la seconda vittoria di fila fuori casa. La squadra di Francesco Di Gaetano prima rischia di andare sotto con l'ex città di Sant'Agata Paolo Capogna, che mette in rete ma il signor Pasquetto annulla per posizione di fuorigioco, e poi al primo vero affondo passa in vantaggio su calcio di rigore concesso su pane bianco e che Aperi trasforma dal dischetto con grande freddezza, portando avanti i giallorossi. Ligia Virtus spinge sull'acceleratore trovando anche il raddoppio con Trombino, che finalizza al meglio una bella azione corale, facendo così Acireale 0, Ligia Virtus 2, prima rete in campionato per il numero 10 giallorosso. Nonostante sotto di 2 reti la Acireale non ci sta, ma i tentativi operati dai padroni di casa non sortiscono gli effetti sperati, con le loro conclusioni che non centrano la porta difesa da Belmonte. Nella ripresa ancora locali minacciosi, con la zuccata di Cassese che Calafiore disinnesca sulla linea di porta. I giallorossi tentano comunque con qualche ripartenza di chiudere del tutto la sfida. Ci provano Aperi e Trombino nella stessa azione, con palla che si perde fuori, poi Trombino chiama Zizzani alla parata. Quindi Calafiore dalla distanza col destro costringe l'estremo acesa agli straordinari, e infine Aperi col sinistro da dentro l'area alza troppo la mira. Quindi nel finale Acireale in avanti alla disperata ricerca del gol, ma anche gli ultimi tentativi dei locali non riescono a scardinare la porta barcellonese. Ligia Virtus sale in classifica a quota 6 punti dopo 4 giornate e scavalca proprio l'Acireale, che invece rimane fermo a quota 4 punti. L'atteggiamento mi è piaciuto per come è stata interpretata la partita da tutti, anche da chi è subentrato. Hanno segnato gli attaccanti e quindi penso che sia una bella giornata e ce la prendiamo. La partita è stata determinata dall'episodio, perché poi probabilmente se non si sblocca in quella maniera avremmo visto un'altra partita. Però secondo me non abbiamo rubato nulla, abbiamo vinto una partita con merito. Allo stesso tempo forse la Cireale probabilmente avrebbe potuto meritare un qualcosina in più, però
penso che se dico di aver vinto la partita oggi con merito l'Igea, penso che non dica una eresia. Quindi. Ti ritrovi a commentare un 2-0, mi dispiace, io ci metto la faccia, mi piglio la responsabilità della sconfitta senza nessun tipo di problema, ma penso che dobbiamo migliorare, come l'ho sempre detto. Oggi è stata anche una partita abbastanza strana, una squadra che abbiamo incontrato, una squadra che è molto brava nelle ripartenze. Nel momento in cui va 1-0 ci esponiamo a delle ripartenze e siamo stati tante volte bravi perché le abbiamo tamponate. Poi purtroppo quando tu nel calcio non fai gol fatti, poi piangi, come è successo domenica scorsa che abbiamo pareggiato 1-1. Oggi hai perso 2-0 quando tu hai sbagliato dei gol clamorosamente importanti. Purtroppo dobbiamo fare mea colpa, ci dispiace perché poi abbiamo provato in tutte le maniere, ho provato a cambiare, ho fatto 3 cambi, ci siamo messi 4-2-3-1, abbiamo cercato di mettere tutte le forze che potevamo avere davanti, però siamo sempre allo stesso discorso, perché poi quando non si è cattivi, quando ti capitano le situazioni da gol, poi paghi. Loro hanno avuto il secondo gol, ci hanno messo cattiveria perché hanno vinto 2 contrasti, e questo è un altro aspetto che noi dobbiamo assolutamente migliorare, perché perdiamo tanti contrasti in tutte le zone del campo. Forse abbiamo al di sotto del 50%. Tu quando stai al di sotto del 50% dei contrasti, le partite le perdi, purtroppo le perdi, o quantomeno sei nelle condizioni di perderle. La gara molto difficile, voglio fare i complimenti a Lenna come società per come ci ha accolto, come ha gestito la partita, ma voglio fare a Enna soprattutto squadra, perché è stata una squadra importante, ci ha messo in difficoltà, hanno impattato benissimo, e noi però abbiamo avuto una grande forza a non farci mettere sotto, perché come hanno iniziato loro potevano metterci sotto il primo quarto d'ora. Poi siamo usciti alla grande, abbiamo pareggiato, siamo stati un po' fortunati nel pareggio, però lo meritavamo. E all'inizio del secondo tempo, poi noi quando non la chiudi con una squadra che ha queste motivazioni, soprattutto in casa, è stata dura fino alla fine. Complimenti a Lenna, però complimenti soprattutto a una squadra che è venuta qua con l'umiltà, con la cattiveria giusta e ha ribaltato il risultato. Io penso che la testa fa la differenza, e oggi la testa dei miei giocatori hanno fatto la differenza, con un ambiente bello caldo che abbiamo trovato qua, ma con grande correttezza, e andare subito sotto di 1-0 poteva uccidere un elefante, mentre la mia squadra dopo ha saputo reagire, ha giocato. Penso che il primo tempo abbiamo dominato l'ultima mezz'ora in campo, poi all'inizio abbiamo fatto benissimo il secondo tempo, poi una volta che non la chiudi è una squadra agguerrita, perché poi ha grandi valori sia tecnici che tattici, perché secondo me la squadra è giovane, però ha un centrocampo dove ha tutti i giocatori non forti, fortissimi, gli attaccanti sono forti, quindi l'allenatore è uno esperto che conosce bene la categoria. È stata una partitaccia. Venire qua e vincere per noi è una gran cosa, con grande rispetto dell'Enna che ha fatto una grossissima partita sotto ogni profilo. Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile, sia sotto l'aspetto ambientale che sotto l'aspetto anche tecnico e caratteriale. Ci dobbiamo abituare a questo tipo di partite, perché comunque non sarà l'unica, la sola, ma il campionato è molto lungo e dobbiamo prepararci sia mentalmente che a livello caratteriale, che le partite sono totalmente differenti rispetto a quelle che magari potremo andare ad affrontare in casa. Infatti abbiamo visto che subito all'inizio abbiamo subito un attimo l'impatto comunque meritevole anche dell'Enna, e siamo stati bravi poi a ribaltarle, anche a soffrire, a portare a casa questi 3 punti importantissimi.
alla fine era importantissimo dare un segnale forte, in primis a noi stessi, perché la corsa è solamente con noi stessi, con quello che siamo in grado di fare, quello che faremo e quello che potremo e potremmo fare. Quindi era importante, ripeto, portare a casa questa vittoria, ma non solo sotto l'aspetto dei 3 punti, ma sotto ogni punto di vista. Quindi siamo contenti, siamo felici, ci fa capire tanto, perché è un tipo di partita diversa e quindi siamo contenti, così come sono contento io anche per il primo gol, che è arrivato anche in un momento comunque delicato, perché eravamo sotto 1-0 e quindi che ha dato anche l'incipit poi alla rimonta, che è servita a portare la vittoria a casa. Un inizio sicuramente non esaltante, è un campionato praticamente ancora da costruire per il Licata, che dopo un punto nelle prime 3 gare ricomincia dal Dino Liotta, dove incontra per la 4ª giornata il Castrum Favara, formazione nata dalle ceneri, o meglio dal passaggio del titolo del Canicattì. Il lancio lunghissimo a cercare Minacori, attenzione a Scuffia che sbaglia e c'è il calcio di rigore, errore madornale di Scuffia su un pallone che sembrava docile, fischia l'arbitro il penalty. Bonanno, la conclusione, la palla Scuffia, Maimone sulla ribattuta, il Licata è in vantaggio, il Licata è in vantaggio, il Licata è in vantaggio. Ci ha pensato Maimone a ribadire in rete la respinta di Scuffia con un colpo di testa al volo sulla palla che vagava a centro area. Pallone sul secondo palo, Lanza la rimette in mezzo, Minacori, Bonanno, il tiro, la respinta e poi il colpo di testa di Maimone che quasi ha replicato il cross. Rossi coi pugni, però la sfera arriva a Palermo, il pallone che balla nell'area piccola e ancora un corner. Va sempre in mezzo, il colpo di testa e il gol. Ha segnato il Favara con avanzato, ha pareggiato alla mezz'ora il Favara con il classe 2006. Al quinto corner è riuscita stavolta a trovare il varco giusto il giocatore del Favara, con un colpo di testa sul secondo palo non ha lasciato scampo. Arriva il cross sul secondo palo, Lanza in mezzo, non c'è nessuno, pallone che danza lungo tutta l'area piccola. Prova la ripartenza, è Licata, Minacori è già in area, pallone per Bonanno, lo stop, Bonanno sbaglia! D'Antona entra in area, il pallone in mezzo, la chiusura provvidenziale di Scalia. Cannino prolunga sul secondo palo, arriva D'Antona col destro in area, Furina sbaglia nell'area piccola e questi sono regali, signori. Una ripartenza per Furina che solo davanti la porta, Furina sbaglia completamente, regalando il pallone a Scuffia. Navarino, pallone in mezzo, Furina non ci arriva e poi libera in affanno la difesa del Favara. Lanza va in mezzo di testa, arriva Minacori, palla che lì Furina, ribattuta, Furina, finalmente Furina, il Licata è in vantaggio al minuto 92, Legna, Furina la mette nel sacco ed è 2-1 del Licata, Vincenzo Furina, tutti fermi, il Licata è in vantaggio, il Licata è in vantaggio, il Licata è in vantaggio nei minuti di recupero, Licata 2, Favara 1, Vincenzo Furina e fischia l'arbitro Davide Fischio, game over a Liotta, vince il Licata. Queste sono le emozioni che vogliamo rivivere a Dino Liotta, Licata 2, Favara 1 con i gol di Maimone e avanzato nel primo tempo la decide al minuto 92, gol pesantissimo di Vincenzo Furina.
Una percussione di Bonacchi e il tapin vincente di Rajkovic regalano alla Regina il primo successo interno della stagione contro un coriaceo Ragusa che ha provato fino alla fine a rovinare la festa a Amaranto. Ma riavvolgiamo il nastro della partita. Pergolizzi decide di schierare un 4-3-1-2 inedito con la coppia di attaccanti Barranco-Rajkovic all'esordio dal primo minuto. Pronti via, un contrasto sulla mediana fa schizzare in alto il pallone che ricade in area di rigore Amaranto. Tempestivo l'intervento del confermatissimo Martinez che esce al limite dell'area in presa alta tra due avversari. Al quinto invece cross pericoloso di Ruffino, Bonilla di testa non riesce a indirizzare nello specchio col pallone che finisce sul fondo. I siciliani sembrano aver impattato meglio la gara con Pizzutelli, Garufi e De Iacchi che giostrano bene a centrocampo. La Regina impiega qualche minuto ma prende le misure, al 13° ci prova con un buon cross dalla destra di Giulio Dori e poi al 17° si fa vedere ancora con una conclusione dal limite di Forciniti, bloccata in due tempi dall'estremo ospite Grasso. Passano appena 3 minuti e il Ragusa si rende pericoloso. Parisi pennella un lancio dall'auto di destra, la palla supera Giulio Dori e finisce sui piedi di Ruffino che calcia al volo e sfiora il secondo palo. La gara però stenta a decollare, a centrocampo si duella su ogni pallone, le difese hanno la meglio sugli attaccanti che non trovano spazi. Tra i padroni di casa spiccano un Forciniti di lotta e di governo, ma anche le lunghe leve di Ba che arpiona qualunque cosa passi dalle sue parti. Al 21° la prima occasione per la Regina, Barranco recupera un pallone al limite dell'area, il rimpallo favorisce Rajkovic che entra in aria, va al tiro, ma viene contratto da Pizzutelli con un tackle salva risultato. La partita torna ad essere molto tattica e per 20 minuti non succede praticamente nulla. Al 43° Ba prova a pescare Barranco che si libera finalmente delle attenzioni degli avversari e colpisce di testa. Il pallone è ben indirizzato ma troppo debole per impensierire Grasso. Finisce così un primo tempo equilibrato ma con la Regina apparsa in costante crescita. Nel secondo tempo il Ragusa prova a replicare la partenza della prima frazione mettendo alcuni buoni cross che trovano però il solito Martinez pronto. Al 50° invece il portiere ragusano a strozzare in gol all'urlo del Granillo. Su una magistrale punizione calciata dai 20 metri da Urso, Grasso si supera e smanaccia in angolo un pallone destinato in porta. L'abbrivio sembra essere dalla parte degli Amaranto che continuano a spingere. All'8° sembra fatta quando, dopo un triangolo Forciniti-Giulio Dori, la palla finisce sui piedi di Barranco. L'attaccante argentino non si fa pregare e gira con forza sotto la traversa, ma il solito portiere ospite alza in corner. Al 55° Pergolizzi decide di cambiare lo schieramento tattico. Fuori l'ottimo Forciniti, dentro Vesprini che si piazza a destra con Giulio Dori che trasloca sull'auto opposto, mettendo la Regina a specchio con gli ospiti. I padroni di casa continuano a spingere Barilla sugli sviluppi di un angolo, incorna la palla spedendola poco sopra la traversa. Ma il gol è nell'aria, a sparigliare le carte la percussione in stile Calafiori di Bonacchi che parte da poco oltre la metà campo, salta 3 avversari e serve il più facile degli assist a Rajkovic che in spaccata deposita in fondo alla rete. Il Granillo esplode, Regina in vantaggio. Il Ragusa però non si scompone, pochi secondi dopo la ripresa del gioco ha l'occasione per rimettere tutto in equilibrio. Iotti scodella in aria un pallone che sorprende la difesa Amaranto, pescando in completa solitudine Bonilla. Il numero 7 ospite però spreca tutto con un tiraccio al volo che finisce alle stelle. Il tecnico erra le prova tutte e decide anche lui di modificare l'assetto tattico dei suoi. Entra l'ex Danti per l'esterno Parisi con il Ragusa che si schiera così con il 4-3-1-2. Poco dopo Pergolizzi richiama Urso e Rajkovic e mette dentro Provazza e Larivi. Lo scattante numero 20 Amaranto mostra un paio di spunti interessanti ma è male assistito dai compagni. L'occasionissima così capita ancora al Ragusa, questa volta è l'ex Iacchi servito da Danti che fallisce il pari. I siciliani provano il forcing finale senza produrre però particolari pericoli.
E quando dopo 4 minuti di recupero il signor Palmieri di Brindisi fischia 3 volte, arriva l'urlo liberatorio del Granillo. E vittoria, e tra 7 giorni sarà la volta della Cireale, con l'obiettivo di allungare la striscia vincente. Prima di iniziare vorrei aprire una parentesi. Questa vittoria di oggi la vorremmo dedicare, squadra, staff, direttore, al nipote del presidente, che ha compiuto 6 anni, Giuseppe Caffo, e gliela dedichiamo con tutto il cuore. Tornando alla partita, credo che per 70 minuti abbiamo giocato un grande calcio. Abbiamo dimostrato che la squadra stava bene in campo, abbiamo creato, credo, 4-5 palle gol, il primo tempo pulite, un palo da Pietro e poi giustamente nella ripresa abbiamo raccolto quello che avevamo seminato nel secondo tempo. È chiaro che poi quando ti trovi però di fronte a una squadra che continua a mettere attaccanti e che attaccanti, perché il Pompei è una squadra costruita per lottare per il campionato, non ci dimentichiamo come hanno finito davanti, forse non ne aveva più in panchina il mister, ma avevano 5 attaccanti di grandissimo valore. Credo che in quel momento lì la squadra possa andare in difficoltà. Poi credo che noi siamo andati in crisi sul primo gol, sull'autorete, perché lì si è subentrata un po' di paura, la squadra non ha più controllato la partita, cosa che aveva fatto nei primi 70 minuti, e da quel momento lì abbiamo cominciato ad allungarci, andare su un territorio che non è il nostro. Noi non possiamo giocare palle lunghe, con una squadra che aveva 3 o 4 attaccanti di grande velocità, gli concedi profondità, andiamo in difficoltà. Cioè andiamo in difficoltà, ma in difficoltà chiunque. Noi ancora di più, perché poi alla fine il risultato ti pesa, vuoi portare a casa la vittoria, e questo ha fatto sì che abbiamo sofferto fino alla fine, insomma. Ma sul fatto di meritare questa gara, io credo che oggi non c'era dubbio, perché la squadra è in campo, cioè non ricordo una parata di Scarpato, sinceramente, non me la ricordo. Ci siamo fatti 3 gol noi, quindi però io sono contento perché la squadra cresce, questa è la strada, questo ci deve dare grande motivazione del lavoro durante la settimana che i ragazzi fanno, e io devo fare i complimenti, e poi preparare partita dopo partita come abbiamo fatto oggi. Ribadisco, oggi era una partita difficile per noi, una partita difficile perché la squadra di fronte non era una squadra di seconda fascia, era una squadra importante che, ribadisco, ha 4, 5 o 6 giocatori non di categoria, forse di categoria superiore, però i ragazzi sono stati bravi, soprattutto anche nella difficoltà. Quando abbiamo subito il primo gol dell'1-1 siamo ripartiti subito, abbiamo fatto subito il 2-1, abbiamo subito il 2-2, abbiamo subito il 3-2 e poi siamo stati bravi 2 o 3 volte ad andare ad aggredire quegli spazi che loro ce l'hanno lasciato per poter poi vincere questa gara. Ma senz'altro è stata una partita un po' particolare, in cui noi ci abbiamo messo tanto del nostro nel fare le cose sbagliate, ne abbiamo sbagliato tanto, al di là del risultato pirotecnico, tra virgolette, anche una partita molto divertente, però c'è da sottolineare che la Vibonese oggi ha meritato di vincere, quindi oggi diamo merito all'avversario. Ovviamente siamo consapevoli, né ci siamo esaltati domenica scorsa né ci deprimiamo adesso, dobbiamo lavorare pure tanto su tanti aspetti, soprattutto la cosa che mi preme sottolineare è che abbiamo sbagliato tantissimo e questo dobbiamo crescere velocemente. Il Siracusa è una delle candidate insieme alla Regina, insieme alla Scafatesi a vincere il campionato. Senz'altro ci prepareremo bene, analizzando prima le cose che non sono andate nel verso giusto e ci sono tante cose da mettere a posto, e poi cercheremo di fare una partita degna di nota.
Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antona. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Ma è mancata secondo me poi la serenità, l'atteggiamento della squadra che ha subito gol al primo minuto e si è innervosita. Una squadra come la nostra non si può permettere il lusso di fare trascorrere i minuti e non pensare a quello che si prepara durante la settimana, perché può capitare di prendere gol, è normale che in quel modo era evitabilissimo. Loro giustamente dopo il gol hanno preso coraggio, noi ci siamo innervositi. Il secondo tempo abbiamo provato a rimettere le cose a posto, fino alla fine ce la siamo giocata e non siamo riusciti quantomeno a pareggiarla, e questa è una partita che ci deve dare, visto che ancora siamo agli inizi, quella consapevolezza che bisogna lavorare tanto, bisogna lavorare. Il campionato è difficile, complicato, ma non avevo dubbi, e noi venivamo da una vittoria in casa, però oggi abbiamo capito quanto è difficile e quanto sarà dura questo tipo di campionato. Loro devono dimostrare di essere un gruppo, di essere una squadra, come è successo oggi. Può succedere di prendere gol, ma sicuramente devi reagire con una verve diversa. C'è da lavorare sotto tutti i punti di vista, ripartiamo comunque dal secondo tempo, perché ho visto una squadra che comunque ha reagito, ripartiamo da lì e cercheremo di analizzare questa sconfitta in termini tecnici, e poi chiaramente già da martedì prepareremo l'altro. Ma siamo ancora agli inizi, non sono uno che mi esalto nei momenti che quando si vince non mi abbatto sicuramente dopo una sconfitta. Siamo alla seconda giornata, terza giornata di campionato, è normale che è ancora lunga, però è normale che dobbiamo capire che questo campionato sarà veramente complicato. Portare fino all'ultimo il risultato di 1-0 non era semplice, e poi soprattutto con una squadra così attrezzata come il Gela, dove ha dei giocatori che in qualsiasi momento possono sempre inventarti la giocata vincente, per cui è un risultato sempre in bilico, un po' come mi è successo con lo Sciacca, che poi negli ultimi 10 minuti non mi è andata bene, però soddisfatto perché non avevo dubbi che dopo la partita con il Marineo, dove non avevo visto cattiveria agonistica,
ma che ci può anche stare perché venivamo da una preparazione abbastanza tosta, con un clima torrido, ci poteva stare magari un leggero calo più che fisico-mentale, che magari non siamo stati bravi come in altre volte. Allora chiedevo ai miei ragazzi di dare una risposta, soprattutto anche dopo la partita con l'Ascari Cefalù, dove anche se avevamo avuto un sacco di palle gol, eravamo molto contratti e rigidi, però avevamo creato tante palle gol, per cui oggi mi aspettavo dal mio gruppo una prova importante. Ho detto a me non mi interessa cosa accadrà oggi del risultato, ve lo dico proprio in maniera tranquilla e serena. Ho detto però voglio una risposta da voi, perché voi non siete quelli di Marino, siete più quelli di Sciacca, cioè della partita dello Sciacca. Oggi sono veramente contento e fiero di questi ragazzi, perché tante volte ci arrabbiamo quando magari non c'è quelle prestazioni importanti come chiedo io, però oggi hanno fatto una prestazione veramente importante e soprattutto negli ultimi 25 minuti più recupero, che erano anche stanchi, perché non ci dimentichiamo che venivamo da 3 partite, con questa era la terza partita in una settimana, hanno dato il tutto malgrado erano stanchi, e hanno portato alla fine anche il risultato di 1-0. Bisognava avere un po' di pazienza, ripeto, un po' di pazienza in più per magari cambiare l'inizio della partita nei primi minuti e non dopo 30 minuti. La squadra è forte, la squadra non ci sono ovviamente chi titolari, non ci sono panchinari, ma ci sono 25 giocatori pronti a dare il loro contributo. Vedi oggi chi è entrato, Sangaré, D'Aleo, sono tutti giocatori importanti, giocatori che non è perché entrano dopo e magari sai c'è un po' di sufficienza, ma credo che alla fine la gestione del gruppo è fondamentale, e avere dei ragazzi intelligenti come loro che ti danno una grandissima disponibilità viene tutto più facile. Un rigore di Agolli al 93esimo evita al Gioioso una sconfitta che sarebbe stata immeritata. Contro l'esperta formazione dell'Aci Sant'Antonio, i Granata centrano il terzo pareggio di fila in altrettante gare di campionato e rimangono imbattuti. Davanti ad una bella cornice di pubblico, la gara regala subito diverse occasioni. Sono prima i catanesi a rendersi minacciosi da corner, con la difesa di casa che spazza. Poi è Pavisic che al quinto minuto costringe Bonfiglio agli straordinari, e sempre l'argentino di testa dagli sviluppi di angolo non centra la porta per centimetri.
metri. Il Gioiosa risponde invece con Bruno che da posizione favorevole spara alto sulla traversa e successivamente con il destro a colpo sicuro di Pino che trova la decisiva parata di Giappone. Ma al 27esimo l'Aci Sant'Antonio la sblocca quando Catania riceve in aria e con un perfetto diagonale mette alle spalle di Bonfiglio il pallone che vale di fatto l'1-0 per i suoi. Nella ripresa però il Gioiosa torna in campo deciso a rimettere tutto in parità, ma le conclusioni operate da Agolli al 50esimo e dal minuto 67 non producono l'effetto sperato. Poi la squadra catanese si fa apprezzare con 2 tentativi di Lemura al minuto 76 che si spegne alta non di molto e di Tin Lopez 5 minuti dopo che di testa manda sul fondo la palla del raddoppio. Così al 90esimo, quando la gara sembrava incanalata verso la direzione di Aci Sant'Antonio, il Gioiosa in uno degli assalti disperati acciuffa il pareggio grazie al calcio di rigore concesso dal signor Braschi su Medoani, toccato in aria da Giappone. Dal dischetto Agolli non sbaglia e col destro spiazza l'estremo bianco-azzurro regalando ai suoi la rete dell'1-1. Per Agolli è la prima firma in maglia granata. Nel finale i locali ci credono e solo la decisiva parata di Giappone su Agolli al 95esimo nega al Gioiosa la gioia della vittoria. Con questo pareggio il Gioiosa sale in classifica a quota 3 punti, mentre l'Aci Sant'Antonio si porta a 4 punti. Terzo turno nel campionato di eccellenza a Girone B e terzo incrocio tra le due compagini con lo stesso risultato finale. Cortomuso per i mamertini di Bognanni che rimangono a punteggio pieno in compagnia di Modica e Vittoria. Da rivedere la Rosmarino che pecca di cinicità e non ha ancora segnato in stagione. Parte bene il Milazzo che potrebbe colpire dopo 8 minuti ma Sendin si rifugia in corner. Biondo invece dalla parte opposta in precario equilibrio calcia al 18esimo ma senza impensierire Piccioni. Metà della prima frazione e il Milazzo capitalizza al meglio una ripartenza finalizzata da Franchina su assistenza dalla sinistra di Corso. Terzo centro per il classe 94, bravo a calciare il classico rigore in movimento. Prova ad approfittarne la squadra ospite e Damaci tenta alla mezz'ora ma Sendin si rifugia in corner. Stesso copione 5 minuti più tardi, stavolta a provarci il Locantro, ma Sendin, sempre attento, smanaccia. Ripresa ben approcciata dai padroni di casa e Muschio al 51esimo per poco non ne approfitta della spizzicata di Sirvent, con Piccioni che ha la meglio. Rosmarino che insiste e fallisce una doppia occasione subito dopo. Prima Muschio, sulla ribattuta si avventa Biondo, ma Piccioni si salva in corner. Porta Mamertina che non viene bucata nemmeno al 69esimo quando è troppo tenero il colpo di testa di Sirvent. Numero 7 che appoggia al 73esimo per Vergara ma la conclusione dell'11 biancogranata non inquadra lo specchio. Continua il forcing dei ragazzi di Tomasi e un'altra doppia chance viene sprecato al minuto 78. Sirvent apre troppo il piattone, Biondo non ci arriva per un soffio. Prova ad alleggerire la veemenza il Milazzo, ma il colpo di testa di La Spada non solletica Sendin. Stesso esito qualche minuto più tardi per la conclusione di Scolaro con l'estremo di casa che si rifugia stavolta in corner. Palpitanti gli ultimi minuti con la Rosmarino che accarezza il pari al minuto 82, ma Biondo perde l'attimo propizio e Locantro gli concede il corner. Passano 4 minuti e nemmeno la palla inattiva di Consiglio riesce a perforare la porta mamertina. L'ultima occasione capita sui piedi di Scolaro che allo scoccare del 90esimo calcia botta sicura ma la trasversale gli nega la gioia della rete. Finisce 1-0 il match del Fresina con il Milazzo che continua la sua marcia in vetta alla graduatoria anche se nella ripresa ha concesso tanto. Più di un qualcosa da rivedere tra le file della squadra di Tomasi che specie nella ripresa ha destato buona impressione ma senza quella cinicità che serve per rimpinguare una classifica che adesso langue.
La corsa in vetta alla classifica non ammette pause o passi falsi. Dopo 2 giornate di campionato il Vittoria si trova a punteggio pieno al pari di Milazzo e Modica, biancorossi che scendono in campo di fronte al proprio pubblico per affrontare il Palazzolo, compagine ospite ancora imbattute in campionato dopo aver inanellato 2 pareggi consecutivi. L'arbitro sarà il signor Accetta di Barcellona, Pozzo di Gotto coadiuvato da Garofalo e Marino, entrambi di Palermo. Passiamo allora alla lettura dell'11 locale con Malandrino, Lonigro, Sanchez, Sferrazza, Rufini, Martignetti, Privitera, Lucarelli, De Vivo, Agudiac, Cannarozzi. Allora si parte col film del primo tempo, 5 minuti di gioco e la prima occasione della vittoria con Agudiac che riceve, va a calciare, Martinez para in 2 tempi e dice no all'attaccante. Minuto 6, rimessa laterale di Privitera alla sponda e per Agudiac che mette il pallone direttamente sul fondo, cross di Coria per il Palazzolo, colpo di testa di Mustafa Rai, palla sul fondo. Minuto 10, nuovamente il Vittoria, la rimessa è per Agudiac che supera anche il portiere ma il suo lob viene salvato dalla difesa. Minuto 22, il lancio in zona, Max Lucarelli che riesce a mettere il pallone in area di rigore, la combinazione col compagno, arriva anche la conclusione ma il portiere Martinez para. Minuto 24, i gialloverdi di Matarazzo rompono l'equilibrio con la rete di Torres sugli sviluppi di un calcio di punizione, anticipa Sferrazzi e l'uscita del portiere facendo così 0-1. Minuto 35, sponda di Agudiac per De Vivo, conclusione di De Vivo che però non inquadra la porta. Finisce allora il primo tempo sul risultato a sorpresa di 0-1, Vittoria sotto nel punteggio. Fin qui decisivo il gol di Torres, arriva subito un cambio, entra Diop, esce Sferrazza, per poco non ci arriva un autogol a mettere il risultato in parità. Al 47esimo, poi al 50esimo Cannarozzi in area viene atterrato così da un difensore, c'è uno scontro che vale un calcio di rigore dal dischetto. Allora Rodolfo De Vivo non sbaglia nonostante il portiere avesse intuito la traiettoria, il lato è 1-1, il Vittoria si rifà sotto al 55esimo, schema su calcio di punizione che va a liberare Castrovilli, pallone di poco fuori, Palazzolo sempre vivo. Minuto 58, palla per Agudiac, la sponda è su Cannarozzi che va a calciare col destro, pallone tra le braccia del portiere Martinez, entra Gueye, esce De Vivo. Minuto 65, calcio d'angolo Vittoria, va Agudiac sul tentativo, l'appoggio è sul secondo palo dove il neoarrivato Gueye non riesce a trasformarla nel gol del 2-1, stesso esito per la chance di Cannarozzi al 70esimo. 72esimo, colpo di testa pericolosissimo da parte di Prad Dessus. Minuto 75, rimessa per Agudiac, para anche questa Martinez. Minuto 77, palla di Cannarozzi per il compagno che va a calciare, mette però il pallone oltre la traversa, sembra tutto scritto per un pareggio. Siamo al minuto 82, ancora Gueye sulla sinistra a fare il solco, a mettere il pallone in mezzo, c'è il colpo di testa ma non arriva il gol di Di Giacomo. Minuto 88, Castrovilli in casa Palazzolo si inventa questa conclusione dalla distanza che è più che insidiosa per il portiere ma per fortuna del Vittoria finisce fuori. Minuto 91, giro palla per i padroni di casa, si impenna un pallone nei pressi dell'area di rigore del Palazzolo, si avventa così Gueye che trova il gol del 2-1, l'ultimo arrivato dal mercato biancorosso, timbra così il cartellino e risulta subito decisivo. È tutto allora dal Gianni Cosimo, un cordiale saluto e come sempre alla prossima.